Grazie soprattutto a chi si occupa di queste cose, in primis il professor Manno, che come voi sapete è il responsabile del progetto Venezie, che è uno dei progetti che il Circolo Veneto ha realizzato l'anno scorso e continua quest'anno. È un progetto molto interessante, me ne parlerà lui, e per la vostra presenza così numerosa sta a dimostrare che sapete già tutto e lo seguite da tempo. Io vorrei veramente ringraziarlo, gli facciamo un bel applauso di incoraggiamento perché è timido e quindi siamo... Approfitto perché qualcuno mi dice ma non ricevo, Campa, non ricevo le notizie di quando fate le cose eccetera. Per chi non avesse, chi volesse, fuori ci sono dei foglietti, nome, cognomi, numeri e indirizzo mail, in maniera tale che ci consentirete di mandarvi gli inviti nel caso non vi fossero arrivati. E una volta che l'avete compilato, se voi lo portate giù alla libreria Mondadori, che è sempre molto gentile con noi, poi loro ce ne danno. Se vi fidate di noi, volete aggiungere anche il numero di telefono cellulare senza impegno, perché ci consentirebbe di superare alle volte le email, di fare dei messaggini che all'ultimo momento possono essere molto utili. Comunque questo lo trovate fuori, lo prendete a vostra discrezione. Ultima notizia, voi sapete che c'è il premio Mestre di Pittura che è stato aperto, la mostra, e continuerà fino al 15 di ottobre. Molti di voi fanno già parte della giuria popolare, dovrebbero aver ricevuto un link. Se ancora non hanno provveduto a fare la votazione, devono affrettarsi perché il primo di questo mese si chiudono le iscrizioni per le votazioni. All'interno del progetto Premio Mestre di Pittura, che quest'anno è al 7° anno del rinato premio, la cui responsabilità è nelle mani del professor Costantini Cristiano. Manno è per il progetto Venezie, Cristiano Costantini è per il progetto Premio Mestre di Pittura. Perché una delle particolarità del Circolo Veneto è di aver messo in lavorazione una serie di progetti che vengono presentati da amici dei soci del Circolo, i quali però devono assumersi la responsabilità di portare avanti questo progetto. Infatti il professor Manno non stupitevi se qualche volta lo vedete che sta figgendo delle locandine in giro per Mestre. Meriterebbe un altro applauso solo per questo, perché non solo fa la parte culturale, ma porta gli inviti nelle sedi istituzionali, va a farseli timbrare, è un mostro di operatività. Quindi, manifesti di notte? Di manifesti no, di notte, ma di pomeriggio ti ho visto con le locandine. Ecco. Mentre Costantini fa le stesse identiche cose per il premio Mestre di Pittura e ha ideato anche, oltre al premio Mestre di Pittura che si articola con le varie attività, giuria popolare, la mostra eccetera, ha organizzato i mercoledì del premio Mestre. Fuori, se voi volete, c'è una locandina per gli ultimi 2 mercoledì, quello del 4 di ottobre e quello dell'11 di ottobre. Peraltro l'11 ottobre tutti coloro che hanno partecipato alla giuria popolare concorreranno anche all'estrazione di una serie di premi. Voglio qui ringraziare l'INS che ha messo la bellezza di quei 50 buoni acquisto di valore, che io apprezzo molto perché in questi momenti di difficoltà avere un buono, non vorrei dirvi la cifra, non vorrei sbagliarmi, comunque credo 20 o 30 euro, che non è poco, sì, 20 o 30 euro non è poco, e potete spenderli, chi sarà fortunato li può spendere in tutti i negozi dell'INS. Poi ci sono altri premi. Sì. Mi ricorda il professor Manno che noi abbiamo la mostra di pittura che è al 3° piano, potete vederla anche stasera, termina alle 8, però tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20 potete andare a vederla tranquillamente. Non so se ho fatto sufficientemente confusione, però ringraziando il professor Manno, l'avete ringraziato, abbiamo fatto applaudito, ricordando che chi vuole ricevere può compilare questo foglietto, chi volesse venire a vedere i mercoledì del premio Mestre è ben accetto in questa sala,
chi volesse vedere la mostra è doppiamente accettato, deve essere il terzo piano. Professor Manno, ho fatto la mia parte, credo che poter dire che siamo contenti e orgogliosi di aver dato inizio quest'anno al secondo anno del progetto Venezie con una bravissima professoressa che parlerà delle donne. Io sono molto contento, anche se nella mia vita, devo dire la verità, io sono sempre stato circondato da donne e non comando mai, perché comandano le donne e quindi e per fortuna comandano le donne, perché nella mia attività economica e commerciale comandava mia sorella e mia mamma, nella mia attività politica comandava la Presidente della Giunta regionale che era la Sartori, quando mi sono sposato comanda mia moglie, adesso però mi comanda anche il professor Manno qualche volta. Grazie e buon divertimento a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Vedo anche tanti volti noti che sono venuti nelle conferenze precedenti, questo mi fa piacere, ma anche molti volti nuovi e quindi ancora più piacere. Cesare ha accennato al fatto che questa conferenza fa parte di un ciclo, di un progetto che si chiama Progetto Venezia. Io mi riservo di non parlarne questa sera, per cedere poi brevemente subito la parola a Marina. Però voglio ricordare che abbiamo cominciato con 2 cicli di conferenze, il primo tenuto da chi vi parla, il secondo da Federico Moro, e il terzo ciclo, che è composto da 3 conferenze, verrà tenuto da Marina Crivellari Bizio. È un ciclo completamente diverso come approccio, come impostazione, ma ed è esattamente quello che noi vogliamo con il progetto Venezia. Perché dico questo? Perché mentre nelle conferenze che ho tenuto, in quelle di Federico Moro, diciamo, abbiamo parlato di una Venezia che si muove, diciamo, con attore principale lo Stato, la Repubblica veneziana, quindi spesso e volentieri abbiamo parlato di guerre, di relazioni diplomatiche, di grandi decisioni prese dagli organi istituzionali veneziani. Noi con Marina affronteremo l'aspetto di un'altra Venezia, che non è assolutamente da meno, è una Venezia che Marina definisce intima, privata, legata alle tradizioni che non necessariamente sono determinate dallo Stato, anche se c'è da dire che lo Stato veneziano spesso e volentieri, quando si parla di tradizioni, dai costumi, dalle feste, dal colore delle gondole, eccetera, ha teso in alcuni momenti della sua storia a intervenire in maniera prescrittiva, ma il taglio che ci interessa è proprio quello che dà Marina, cioè quello di parlare di un'altra Venezia, una Venezia che si espleta, si manifesta fuori dai palazzi, fuori dalle sedi istituzionali, e non è certamente da meno. E il mio compito stasera è anche quello di presentarvi, sia pure brevemente, appunto Marina Crivellari, che è una studiosa, molti di voi la conosceranno perché lei è presente, è stata attiva ed è attiva anche a Mestre, e sintetizzare il suo lavoro di ricerca e di studio non è facile, però ci sono 2 termini che posso usare per cercare di arrivare a questa sintesi. Possiamo dire che Marina è una studiosa e una ricercatrice colta, ma particolarmente attenta alla divulgazione. Sembrerebbero 2 aspetti, non dico inconciliabili, ma comunque antitetici. Invece non è vero, perché Marina ha saputo intrecciarli molto bene. La sua conoscenza, le sue 1000 conoscenze sulla città di Venezia sono veramente sterminate. Basterebbe dare un'occhiata alla sua lunghissima bibliografia. Marina ha scritto tantissimi articoli per riviste di ogni tipo e ha anche pubblicato libri. La sua bibliografia già ci fa capire questo approccio che lei ha avuto e che ha sempre tenuto nelle sue conferenze, nei suoi studi. Marina ha pubblicato sui campi di Venezia, ha pubblicato sulle tradizioni, sulle feste veneziane, su tanti aspetti della vita quotidiana veneziana,
un libro forse poco conosciuto ma molto intrigante che ci parla dell'Eros a Venezia. Si è occupata anche del tema delle donne della Serenissima già alcuni anni fa in una delle sue conferenze, e non da ultimo è anche la curatrice di una pubblicazione che è una specie di Bibbia per gli amanti di Venezia, che è il Tassini, sono le curiosità veneziane. Forse molti di voi hanno avuto la possibilità di averlo in mano perché è stato riedito da un editore veneziano, e Marina è stata una delle curatrici. Il Tassini ci spiega tutta la toponomastica veneziana e di ogni nome di calle e campi veneziani, ci spiega la storia, gli aneddoti, eccetera, ma non per sentito dire, perché il Tassini, che è uno studioso dell'Ottocento, è una persona che va negli archivi e quindi quello che racconta è sempre documentato. Questo significa essere colti, significa anche lavorare negli archivi, nelle biblioteche, ma il difficile è poi rendere e divulgare questa cultura, queste notizie a volte molto settoriali e particolari. Marina lo fa molto bene, lo dico qui non perché è un'amica eccetera, ma insomma del resto lo testimonia la sua attività, perché ha tenuto tantissime lezioni per il grande pubblico, anche qui a Mestre ma anche in altre città. Innumerevoli sono queste lezioni che lei ha tenuto a Venezia, e tra le tante iniziative di cui si è fatta promotrice ce n'è una che io definirei pionieristica, che è quella, se non sbaglio poi la Marina mi correggi, per gli amici dei musei ha curato la parte didattica, e quindi è stata colei che ha formato decine e decine di guide che poi dopo a loro volta sono andati in giro per i musei veneziani a spiegare tantissimi aspetti della vita quotidiana, ma il quotidiano veneziano non è da meno alla grande politica, alle grandi decisioni di cui noi abbiamo parlato in precedenza. Ecco, questo è ciò che voglio sottolineare, e ringrazio Marina per essere venuta, per averci consentito addirittura di organizzare ben 3 conferenze e anche di averne previste 2 per l'anno prossimo, ma di cui parleremo a suo tempo. Grazie, e direi un applauso per la cosa. Grazie soprattutto a chi si occupa di queste cose, in primis il professor Manno, che come voi sapete è il responsabile del progetto Venezie, che è uno dei progetti che il Circolo Veneto ha realizzato.